Amici sportivi, appassionati di calcio, ultima puntata del 2021 di Sport in Casa, ma insomma ci rivedremo già a partire dal lunedì 3 gennaio. Intanto, oggi, questa sera, chiudiamo, visto che siamo in tema di botti di Capodanno, chiudiamo la stagione con i botti di mercato. Andremo a commentare velocemente i principali movimenti delle nostre squadre dilettantistiche, dalla Serie D alla promozione, in compagnia di Alessandro Zamprogno. Buonasera Alessandro. Alberto, ciao Alex. Ciao Alex, grazie per l'invito e un saluto ai telespettatori. Allora, Alessandro sarà il prossimo ospite che avremo a inizio anno, Alessandro Ferronato, e avevo la scaletta sotto mano, mi sono confuso. Alberto, oltretutto, per farmi perdonare, ti faccio gli auguri in diretta perché sei da poche ore diventato zio. Grazie Alex. Ecco, quindi, allora, Alberto, prima di partire con la disamina, con i colpi di mercato che ci andrai a raccontare, facciamo un attimo chiarezza. Perché? Perché insomma ci sono delle regole, delle novità che riguardano il mondo dei dilettanti, il mondo del calcio dilettantistico. Allora, due notizie, due dati di servizio. Intanto, da adesso fino al 10 di gennaio sono vietate le partite amichevoli, sono vietati i tornei per tutte quelle squadre appunto che non riprenderanno l'attività regolarmente, quindi parliamo dalla promozione in giù, compresi i settori giovanili. Sono in tanti che ci hanno scritto: posso fare il classico allenamento congiunto eccetera? No, le squadre appunto interessate dal blocco, dal rinvio dei campionati, momentaneamente non possono neanche chiaramente partecipare né a tornei, manifestazioni, né tantomeno organizzare partite amichevoli. Detto questo, andiamo a dare un'altra importante notizia di servizio che riguarda l'obbligo di essere muniti di Super Green Pass o guariti dal Covid per accedere agli spogliatoi. Questa è una direttiva che entra in vigore dal 10 di gennaio, è una direttiva governativa, ma la federazione sappiamo che ha già avanzato richiesta per una deroga in tal senso. Allora, qualora verrà accettata la richiesta della federazione, si andrà avanti grosso modo come siamo andati avanti fino adesso. Altrimenti, in mancanza appunto di questo permesso, di questa deroga, dal 10 di gennaio gli spogliatoi potranno essere usati solo appunto da chi è vaccinato o guarito dal Covid. Quindi niente più tamponi. Quindi questo, Alberto, che cosa vuol dire? Vuol dire che ci sarà una parte di giocatori, magari soprattutto nelle fasce più giovani, nelle categorie più giovani, che non potrà più giocare a pallone. Sì, penso che a livello di prime squadre sia un problema che riguarderà pochi, perché quasi tutti sono vaccinati, però ci sono delle eccezioni. Proviamo a pensare ad esempio a un allenatore non vaccinato, è un grosso problema per quella squadra. Riguardo amichevoli e allenamenti congiunti, sembra purtroppo di tornare indietro con il blocco, e ci sono diverse società che sono preoccupate che non tutti rispettino però questo divieto, che qualcuno disputi lo stesso questi allenamenti congiunti. Ecco, bisognerà chiaramente prestare un po' di attenzione, ma soprattutto avere senso di responsabilità. Chiusa questa parentesi, allora cominciamo a sparare i primi botti di mercato. Sarà una puntata dinamica, veloce, quindi partiamo, Alberto, dalla Serie D. Che cosa ci dici? Parto da un cambio di allenatore, perché il San Martino Spemme, fanalino di coda, negli ultimi giorni ha ufficializzato un nuovo allenatore. Al posto di Alberto Baù è arrivato Mario Colantoni, che è un ex tecnico del Vigasio. Per quanto riguarda invece il mercato dei giocatori, l'Union Clodiense ha di fatto cambiato attaccante, perché è in uscita Giacomo Romano, che si è accasato al Pineto, ed è arrivato a Chioggia Filippo Di Maira, in classe 94, proveniente dal Gozzano, che è una squadra di Serie D del girone A.
Per quanto riguarda invece l'Ambrosiana, uno degli acquisti delle ultime ore è Elia Dal Cortivo, un difensore centrale classe 2001 che militava nell'Este, mentre lascia la Dolomiti Bellunesi un attaccante giovane, un classe 2002, Simone Toffoli, che va appunto proprio all'Este. E per quanto riguarda ancora la Serie D, chiuderei il discorso con lo Spinea, perché dopo un lungo corteggiamento la società gialloblu è riuscita a portare tra i pali Enrico Noè, estremo difensore classe 94 in arrivo dal Treviso, mentre già nelle scorse settimane lo Spinea aveva svincolato Mauro Urban, che dopo qualche anno insomma ha lasciato quindi su scelta della società i pali dello Spinea. Questo per la Serie D. E allora adesso ci spostiamo subito in eccellenza, fuochi d'artificio anche qui, partiamo ad esempio dal Montecchio Maggiore. Ecco, il Montecchio Maggiore in questa sessione invernale di dicembre ha avuto due arrivi. Uno è l'attaccante argentino Mariano Mangieri, classe 1992, che arriva dal Giorgione. E poi anche qui si tratta di un portiere, perché Matteo Segantini, un 2001, appunto difenderà la porta biancorossa ed è in arrivo dal Vigasio. Da segnalare per quanto riguarda il Montecchio anche un'uscita in prestito, Matteo Boscaro, che va al Tezze di Arzignano. Per quanto riguarda la rivale del Montecchio, cioè Villafranca Veronese, che ha il punteggio pieno, non ci sono acquisti, siamo fermi ai due già noti di Ballarini e Cestaro. E c'è poi il Vigasio, sul Vigasio, appunto. Il Vigasio nel girone A, dove appunto arriva Enrico Vencato, un 98, portiere della Copparese, eccellenza emiliana, Antonio Esposito, 2002, esterno offensivo dalla Nuova Florida, che è una squadra di Serie D. Dovrebbe fermarsi invece Pablo Granoce, si opera, ed è in uscita invece Mattia Sandrini, che tra poco vedremo che appunto va al Bassano. E chiudiamo con diciamo l'eccellenza girone A, perché c'è una notizia che riguarda anche la Belfiorese. Sì, al volo, che riguarda anche un po' il Vicentino, perché la Belfiorese ha ingaggiato un attaccante, un gradito ritorno, quello di Paolo Camparmò, che è un ex cartigliano, ma che comunque negli ultimi mesi era al Caldogno in promozione, quindi un ritorno per i classe 89 a Belfiore. Spostiamoci, eccellenza girone B, qui abbiamo 4 squadre di cui parlare: Bassano, Giorgione, San Giorgio in Bosco e Arcella. Scatenati, Alberto. Allora, per quanto riguarda il Bassano, un arrivo degli ultimi giorni è stato appunto quello di Mattia Sandrini, classe 93 appunto dal Vigasio, mentre la società giallorossa ha ufficializzato 3 uscite. Uno è Andrea Antenucci, che è andato al Giorgione, di cui tra poco parleremo, poi Alessandro Miotto, anch'egli in uscita, e Marco Roveretto, classe 87, che invece è andato all'Academy Plateula, che già nelle scorse settimane aveva ingaggiato Sottovia e che ha anche cambiato allenatore, perché adesso a Piazzola sul Brenta è arrivato Zattarin. Per quanto riguarda invece appunto il Giorgione, in entrata c'è appunto Andrea Antenucci, questo attaccante classe 89 dal Bassano, e ci sono 2 uscite. Una l'abbiamo già citata, che è appunto Mangieri, che va al Montecchio, e l'altro è l'esterno Andrea Gerotto, classe 1998, che invece va al San Giorgio in Bosco, quindi sempre nel girone B di eccellenza. Per quello che riguarda l'Arcella? L'Arcella, ecco, l'Arcella, come dicevamo anche qualche puntata fa, doveva irrobustire il centrocampo, lo ha fatto addirittura ingaggiando 3 giocatori. Uno è Stefano Bellemo, classe 89, che arriva dallo Scardovari, che ha anche insomma il vizio del gol. Un altro è Riccardo Guerriero, 2001, che arriva dall'Abano. E poi c'è Giacomo Fornasaro, classe 2002, che arriva invece dal Treviso. E allora, siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata. Utilizziamo questo minutino che resta per dare altre informazioni di servizio, oltre che poi per i classici saluti e auguri di fine anno. Ricordiamo che i campionati dalla promozione in giù
riprenderanno il 30 di gennaio a partire dalla quarta giornata di campionato. Le prime 3 giornate che sono state rinviate per chiaramente far fronte all'emergenza Covid verranno verosimilmente recuperate, messe in coda alla stagione, altrimenti c'è una finestra disponibile fra marzo e aprile, eventualmente qualche partita potrebbe essere recuperata in quella finestra, in quel periodo. Abbiamo detto dello stop anche per quello che riguarda amichevoli, allenamenti congiunti e tornei di qualsiasi genere. Ricordiamo ancora una volta che dal 10 di gennaio, se non dovesse arrivare la deroga, se non dovesse arrivare un cambio delle normative, l'uso degli spogliatoi sarà esclusivamente consentito a chi è in possesso del Super Green Pass, quindi del vaccino, oppure a chi è guarito dal Covid. Alberto, ribattezzato questa sera Alessandro Zamprogno, grazie per essere stato in nostra compagnia durante tutta questa stagione. Un augurio di buona fine e buon inizio anche a te. Grazie Alex, e lo ricambio anche ai telespettatori. E io ringrazio tutti voi che in questi 2 anni così difficili per il mondo dello sport, ma non solo, per tutti in generale, non ci avete mai fatto mancare il vostro affetto, la vostra presenza sempre più numerosa. Noi ce l'abbiamo messa tutta perché insomma raccontare, parlare di calcio ogni sera, di calcio, di sport, ogni sera in questi 2 anni così complicati non è stato facile, ma siete stati voi la nostra forza, quindi grazie, ci rivediamo lunedì 3 gennaio con una nuova stagione di sport tutta da raccontare. Buon anno da parte della redazione di Sport in Casa e di Rete Veneta a tutti voi, grazie.